Alla guida Antonino Danna. A te la linea. Grazie Lorenz, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il Garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 2 di novembre, l'anno del Signore 2024, cominciamo la nostra trasmissione, ricordo a tutti voi, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Il secondo appello è naturalmente sempre quello, visitate radiolibertà.net dove troverete tutte le informazioni, diciamo così, che sugli altri giornali online non trovate, perché radiolibertà.net è diventato appunto un quotidiano online ed essendo diventato un quotidiano online come tale vi permette di leggere i liberamente del nostro direttore Giovanni Sallusti, vi permette di leggere di vedere le videopillole dei nostri programmi, l'auto da fè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin e molto altro ancora. E con questo noi cominciamo la nostra trasmissione quest'oggi. Oggi è il 2 novembre, l'El de Morta Leger, verrebbe da dire, citando una vecchia poesia. Intanto saluto anche, permettete, il nostro Lawrence Dumbria che è in plancia comando e ci permette di essere qui in onda con voi. Allora, noi oggi parliamo di un'automobile, oggi è il 2 novembre e in quanto tale intanto un pensiero a tutti i nostri morti. E in particolare ovviamente la morte è una livella, quindi i morti sono tutti uguali, però noi naturalmente diamo anche un pensiero ai nostri morti alfisti che, per citare quello che è scritto sulla tomba del buon Nuvolari a Mantova, correranno più veloci per le vie del cielo. Questa è la cosa più importante. Adesso io vi faccio vedere, do subito a Lorenz, due fotografie. Una è una fotografia dell'estate 1975, l'altra è una fotografia, credo, dei primi anni '80, perché c'è un considerevole deposito di ruggine. Allora, oggi è il 2 novembre e, come potete immaginare, sono passati 49 anni dal delitto che vide come vittima Pierpaolo Pasolini. Pasolini, grande scrittore italiano, uno degli elementi più raffinati della letteratura italiana del Novecento. Nella notte tra l'1 e il 2 novembre 1975, ecco, per ora lasciala prima. Nella notte tra l'1 e il 2 novembre 1975, Pasolini, che vedete in una delle due foto sul ponte a Sabaudia insieme alla sua Alfa Romeo 2000 GT, si trova sostanzialmente insieme a un ragazzo di vita, tal Pino Pelosi, dopodiché almeno la ricostruzione vuole che sono andati a mangiare uno spaghetto al Biondo Tevere, o meglio, ha mangiato il ragazzo, lui stava ad ascoltarlo e basta. Dopodiché si perdono nella notte e da questa notte riemergerà soltanto un'automobile sbattuta sul fianco destro, quest'Alfa Romeo 2000 GT canna di fucile, e riemergerà questo ragazzo di 17 anni portato al carcere di Casal del Marmo e poi alle 6:30 del mattino, per la scampagnata del giorno dei morti, tra le baracche dell'idroscalo di Ostia, una signora troverà un uomo riverso per terra, o meglio, da lontano gli sembrerà quasi un sacco dell'immondizia, direi infatti qualcosa come: guarda questi sporcaccioni che vengono a imbrattare tutto quanto, e poi avvicinandosi dirà: no, non è immondizia, è un uomo. Arriva la scientifica, arrivano tutti, viene voltato questo cadavere, il cadavere Pasolini sulla schiena ha i segni delle ruote dell'automobile, che è questa qua. Verrà infatti fatto il calcolo degli pneumatici e si scoprirà che gli è passata di sopra la sua 2000 GT.
questa macchina è al centro di un giallo, ecco, la vedete in questa seconda foto ormai coperta di ruggine e probabilmente dopo molti anni dai fatti del 2 novembre 1975, anche perché poi sulla morte dello scrittore sapete che le teorie e le ipotesi che si sono costruite nel corso degli anni sono state tante. Un fatto è che questa macchina risulta dissequestrata nel 1983. Dopodiché se ne sono perse completamente le tracce, non se n'è mai saputo più nulla. Che cosa è rimasto di questa automobile? Sono rimaste sostanzialmente le sue carte, il foglio complementare, le mappe stradali e autostradali che Pasolini teneva in macchina, i preservativi che teneva Pasolini in macchina, qualche medicina contro il mal di testa e poi ovviamente al Museo Criminologico a Roma sono ancora conservati un maglione che a quanto pare era di Pelosi e un giubbottino che era di Pasolini. Cosa c'è in questa storia? Allora, partiamo dall'inizio. Questa macchina in realtà Pasolini non l'aveva comprata nuova. Pasolini, lo sapete tutti, era un grande alfista, era proprio un appassionato di Alfa Romeo, aveva avuto questa sua affermazione nel comprare a mano che andavano bene gli incassi dei libri, gli incassi dei film e così via, lui comprava queste Alfa Romeo, in particolare ne sono rimaste famose due. Una è la Giulietta TI, a bordo della quale venne fermato quando venne processato una delle prime volte perché lo accusarono di essere stato in pratica complice di una rapina, poi ne uscì scagionato, lo avevano sostanzialmente messo in mezzo. E poi questa qua. Com'è che lui compra questa macchina qua? La compra in realtà usata. Pasolini era rimasto a piedi perché nel novembre del 1974 lui in realtà aveva una 2000 berlina che gli era stata rubata e che poi era stata ritrovata in campagna, evidentemente era stata usata per una rapina, una cosa del genere. Gli erano stati rubati anche i documenti, infatti al Museo Criminologico risulta pure la denuncia di smarrimento della patente di guida e così via. Quindi per qualche tempo Pasolini o è andato a piedi o sostanzialmente andava coi mezzi pubblici. Nel febbraio del 1975 lui compra questa 2000 GT usata. Questa in realtà è una macchina del 1972, quindi diciamo tra le prime prodotte, che era stata acquistata da un imprenditore di origini umbre, che poi è morto qualche anno fa, è morto da poco questo signore. Se ne era liberato verso la fine del 74, all'inizio del 75 Pasolini la compra usata. E diciamo così che il rapporto con questa macchina in realtà non sarà dei più felici perché nel corso dei mesi, e pensate che cosa succede tra l'altro in quella prima metà del 75, lui comincia a scrivere Petrolio, comincia a lavorare, sta finendo la lavorazione di Salò, le 120 giornate di Sodoma, poi scrive a Edoardo De Filippo perché voleva fare un progetto che poi sarà realizzato anni dopo da Sergio Citti con I Maggi Randaggi. E tra l'altro Sergio Citti raccontò che Pasolini gli aveva raccontato la trama proprio nell'abitacolo di questa macchina mentre facevano un viaggio assieme. Insomma, nel corso di questi mesi la 2000 GT accompagna lo scrittore e poeta lungo l'Italia, lo accompagna alla la torre di Chia, la torre Pasolini nel Viterbese, lo accompagna anche per questo shooting che viene fatto nell'estate del 75 su questo ponte a Sabaudia, mi pare che si chiami Ponte Marconi, correggetemi se sbaglio. E però, insomma, sappiamo da alcune testimonianze, credo proprio Citti dice a un certo punto che Pasolini aveva una mezza idea di cambiare automobile, di comprarne un'altra, perché questa era troppo piccola, troppo stretta, soprattutto per sua madre che era molto anziana. Sapete che Pasolini aveva
questa attenzione particolare, questa premura particolare nei confronti di sua madre. L'1 e il 2 novembre, la notte tra l'1 e il 2 novembre del 75 avviene quello che avviene, Pasolini muore e poi questa macchina resta in deposito per 8 lunghi anni, il tempo di celebrare i processi. Tra l'altro, diciamo che i rilievi vennero presi anche con un po' di ritardo sull'automobile, c'aveva piovuto acqua sopra. Tra l'altro, se guardate il film Pasolini, un delitto italiano di Marco Tullio Giordana, film fatto molto bene, del 1995, si vede che mentre la spostano i carabinieri per fare per metterla al riparo, c'è chi si sbaglia e prende una botta sul fianco sinistro. Insomma, nel 1983 le tracce di questa macchina si perdono. Ora, su di essa ci sono varie teorie. C'è chi dice che sia stata immediatamente rottamata subito dopo, quindi l'uscita dall'autoparco dove era stata tenuta in tutti quegli anni come reperto del delitto. C'è chi dice che la macchina sia stata in realtà fatta riparare da Ninetto Davoli, il quale l'avrebbe usata per qualche tempo per andare in giro, ma poi avrebbe deciso di demolirla, non ritenendo più opportuno andare in giro con la macchina che sostanzialmente aveva causato la morte del suo amico e mentore. E poi qualche anno fa, se non sbaglio su Il Giornale dovrebbe essere uscito, o Il Foglio, uno dei due, qualche anno fa nel Varesotto è venuto fuori questo possibile ritrovamento di quella che era stata la 2000 GT di Pasolini, che a quanto pare sarebbe finita nelle mani di un collezionista Alfa Romeo, il quale avrebbe provveduto, la macchina sarebbe finita prima in Sicilia, poi questo signore l'avrebbe acquistata, portata al nord, riverniciata, stavolta in colore verde oliva metallizzato, e poi insomma la macchina sarebbe ancora lì nel Varesotto e sarebbe proprietà di questo signore. Non sono mai stati fatti ulteriori approfondimenti, né tantomeno la famiglia ha voluto insomma raccontare quale sia stato il destino finale di questa automobile, perché qualche anno fa, quando facevamo il garage dell'Alfista sotto forma appunto di bimestrale, uno dei nostri collaboratori, Francesco Strevella, scrisse proprio a Graziella Chiarcossi, la cugina di Pierpaolo Pasolini, e le chiese della sorte di questa macchina, delle cose che si dicevano in giro, e lei rispose di non voler rispondere e che comunque erano tutte quante fesserie. Per cui è molto probabile, ahimè io temo, che Roma K6 9996 sia finita sostanzialmente in una balla di ferro e alluminio nel 1983 e che di conseguenza questa automobile non esiste assolutamente più. Abbiamo voluto raccontarvi questa storia per raccontarvi anche la storia, diciamo così, di un uomo che comunque nelle sue poesie ci mette l'Alfa Romeo, racconta Jean-Paul Belmondo, lui ritrae Jean-Paul Belmondo che ritorna dall'ospedale di Fiumicino al volante della sua Alfa Romeo, oppure nel suo romanzo incompiuto, Petrolio, lui racconta questo viaggio notturno, dice il treno passava accanto al deposito dove dormivano assieme le Lance e le Alfa Romeo. C'è sempre questa idea dell'automobile, in particolare dell'Alfa Romeo, come automobile di prestigio, come identificazione. Lo stesso Alberto Moravia, parlando alla televisione subito dopo l'omicidio, dice sì, Pasolini era sostanzialmente un povero che era diventato ricco e quindi aveva questo rapporto infantile con la ricchezza, e per lui il massimo era poter andare con l'Alfa 2000 GT per le borgate. E forse, e questo racconta anche di un altro tempo in cui appunto comprare un Alfa Romeo era davvero un segno di affermazione, di prestigio, di distinzione, era un punto d'arrivo.
L'augurio è che naturalmente continui a essere un punto d'arrivo per chi la acquista oggi. Ad ogni buon conto, noi abbiamo finito con questa puntata del Garage dell'Alfista. L'anno prossimo saranno passati 50 anni da quella drammatica notte dell'idroscalo. La verità fino ad oggi non è del tutto emersa, ci si aspetta naturalmente, la speranza è che venga fuori qualche testimonianza ulteriore per sapere che cosa è successo davvero quella notte, perché comunque quella notte una voce che avrebbe potuto raccontarci molto, che avrebbe potuto accompagnare questo paese nelle prove terribili che si sono poi succedute e susseguite dopo il 1975, tra anni di piombo, strategia della tensione, delitti di mafia e così via, beh, quella voce è stata fatta tacere. E allora a maggior ragione resta, oltre alla sua grande opera poetica, alla sua opera di scrittore e di regista, resta anche questa muta testimone. Qualche anno fa si è fatta una mostra a Milano sugli anni 70, venne messo un 2000 GT in fondo a un garage oscuro e questa installazione artistica diceva: da più di 40 anni i fari dell'Alfa di Pasolini illuminano il buio e chiedono ancora giustizia. È una valutazione, è una visione di questi fatti che ci sentiamo di condividere. Grazie per essere stati con noi, appuntamento il 9 novembre prossimo sulle magiche onde di Radio Libertà, o se preferite, lunedì alle 18.05 trattabili, sempre con Zoom e sempre su questa emittente. Grazie ancora e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora